e noi siamo abituati qui a parlare di Napoleone. Chiaramente anche Napoleone, come grande figura nel panorama, insomma figura comunque che ha inciso molto nel bene e nel male, così ci colleghiamo magari anche a qualcosa che ci racconterà questa sera il nostro autore, ha inciso sicuramente molto nella storia dell'Europa e del mondo. C'è un piccolo anniversario napoleonico, non lo facciamo apposta, ma in ognuno dei nostri incontri c'è comunque. Infatti nel 1804, il 18 maggio, è il giorno in cui il Senato francese proclama Napoleone imperatore dei francesi, e tale sarà poi incoronato qualche mese dopo, mentre l'anno successivo sarà incoronato re d'Italia. E qui diciamo re di quel regno d'Italia, no? Che di solito chiamiamo italico per distinguerlo da quello dei Savoia, e qui c'è la famosa frase a proposito della corona che gli fu posta, la corona sul capo, la famosa frase Dio me l'ha data e guai a chi me la tocca. E qui abbiamo concluso il fatto storico di oggi, insomma, e quindi lasciamo la parola adesso a Pierangelo Favero, che ci racconterà diciamo un argomento di cui abbiamo discusso ampiamente, la caduta della Serenissima, ma lo farà diciamo da un punto di vista anche un po' diverso, che è quello dalla parte, diciamo, tra virgolette, di Venezia. Noi siamo abituati qui a essere molto napoleonici, e quindi questa sera traiamo spunto dal bellissimo libro I Veneti in Friuli, in cui, che poi potete anche acquistare, in cui comunque viene raccontata tutta la storia, tra cui anche quella dei Veneti in Friuli, tra cui anche, diciamo, partendo dall'antichità fino ad arrivare appunto anche al periodo del Trattato di Campoformido, fino a quando noi eravamo comunque sotto la Serenissima. Bene, quindi io vi lascio e vi ringrazio, e poi dopo, per specificare che non tutti ci sono sempre stati, noi siamo qui a lume di candela, beviamo, mangiamo qualcosina, quando finisce l'intervento facciamo qualche domanda, tutti sono liberi di intervenire, e niente, buon proseguimento e grazie. Ringrazio l'antica trattoria al Trattato di Campoformido, saluto i membri dell'associazione Amici del Luogo del Trattato, un'associazione di studi storici napoleonici, e questa sera presento un punto di vista diverso, che è quello di Venezia. Alle volte un punto di vista diverso può aiutare ad avvicinarsi di più alla verità. Facciamo un esempio intuitivo. Immaginate un cilindro. Se uno guarda il cilindro dalla base dice: è rotondo, sono sicuro, è rotondo, l'ho visto con i miei occhi. Però c'è un signore di lato che dice: no, è rettangolare, l'ho visto con i miei occhi, è vero, è così. Però in realtà la verità è cilindrica. Vorrei presentare un episodio insolito in un certo senso, perché noi ci immaginiamo sempre Napoleone dai dipinti in un aspetto serio, regale, trionfante. Io invece me l'immagino che ride, sta ridendo, ma è un riso incontenibile, non riesce a trattenersi, continua a ridere insieme al suo entourage, con i suoi generali, con i suoi consiglieri, poi sale in carrozza, per tutto il viaggio battute, risate a non finire. Perché aveva tanto da ridere? Perché aveva appena firmato un trattato con i veneziani, il trattato di Santa Eufemia, il 27 maggio 1796, esattamente 2 anni prima della caduta della Serenissima. Colui che aveva predisposto, stilato il trattato era Jean Laudrier, il capo del Bureau Secret, dei servizi segreti francesi, e lui aveva scelto per firmare da parte veneziana l'uomo che faceva il caso suo, Rocco Sanfermo. A posteriori noi possiamo avere delle perplessità sull'affidabilità di Rocco Sanfermo, perché poi, caduta
Venezia lo ritroviamo nella municipalità democratica filo-francese e ancora prima, ai tempi delle Pasque veronesi, lui aiuterà i francesi a conquistare i forti. Bene, leggiamo il trattato. Articolo primo: la Repubblica di Venezia sarà neutrale, e questo è logico perché si trovava due eserciti in casa, da una parte i francesi, di cui peraltro la Serenissima era l'unico Stato europeo che aveva riconosciuto ufficialmente il governo progressista francese dal punto di vista diplomatico. Dall'altro lato c'erano i nemici storici, gli Asburgo, quindi Venezia si trovava tra l'incudine e il martello. Andiamo avanti. La Repubblica di Venezia sarà non armata per tutto il tempo in cui l'Italia sarà teatro di guerra tra la Repubblica Francese e l'Impero Asburgico. Non armata significa che l'armamento che aveva in tempo di pace di base doveva mantenerlo per tutto il tempo, e i francesi, secondo il trattato, potevano andare a controllare se i veneziani per caso avevano un paio di cannoni in più o avevano arruolato qualcuno. Vorrei recitarvi una poesia di Giorgio Baffo, un poeta, un nobiluomo della prima parte del Settecento, che dedica questa poesia alla classe politica veneziana appunto del primo Settecento, quindi un po' prima di questi fatti. Estinguendo se va tanti ricconi e cresce sempre più la povertà, le gran teste mancando se ne va e non resta de qua se no i cogioni. Se de quei tanti gran politiconi qualche residuo ancora se ne sta, i cogioni se in tanta quantità chi supera quei pochi che se buoni. Non si pensa che all'ossio, al lusso, al gioco e i libri che si studia sulla sera, se il masso delle carte o quel del cuoco, devoto non è più gente da guerra, e se che n'è, questi non ha visto il fuoco, come puorla durar in sta maniera. La Repubblica di Venezia era una repubblica aristocratica di tipo federale, c'erano quindi varie province, comprese quelle lombarde di Brescia, Bergamo, Crema. C'era una grande attenzione verso le identità locali, Treviso, Vicenza, Verona, anche il Friuli era uno di questi stati federali, tant'è che il Parlamento della patria dal Friuli è rimasto integro sotto il dominio veneziano ed era un Parlamento più antico di quello inglese. I veneziani propriamente detti erano quelli del Dogado, cioè di quella fascia di terra che andava da Chioggia fino a Grado. Secondo Samuel Feiner, uno studioso inglese che ha comparato i governi dell'umanità a partire dai Sumeri fino a pochi decenni fa, la Serenissima era uno dei governi migliori del mondo e non per nulla gli Stati Uniti d'America hanno imitato lo Stato federale ed hanno anche studiato la Costituzione veneziana. Quando si parla di caduta della Repubblica di Venezia, alla fine c'è sempre uno che alza la mano e chiede: ma se Venezia avesse resistito militarmente contro Napoleone, cosa sarebbe successo? E la risposta è sempre quella, un po' eco di quella che fu la propaganda giacobina. E per motivi geopolitici alla fine avrebbe resistito un po', ma Venezia avrebbe perso perché Napoleone ha conquistato mezza Europa. Vabbè. Allora, vediamo cosa ci dice un esperto, lo stesso Jean Londrier, capo dei servizi segreti.
Lui dice soldat da un besoin très pressant, cioè in caso di necessità di coinvolgimento bellico, quali sono i soldati che Venezia poteva fornire. Le varie province, Verona 15.000, il Dogado 10.000, il Friuli pochi, si vede che era poco popolato, 500 soldati, ma poi c'erano anche tutte le isole, Corfù, Zante, totale 105.000 soldati, 600. A questi dobbiamo aggiungere 10.000 marinai. Vediamo un po', per esempio nella battaglia di Rivoli, quanti soldati aveva Napoleone. 23.000 uomini. Nel periodo di massimo numero di arruolati nella campagna d'Italia poteva arrivare anche a 50.000, 60.000. Durante la battaglia di Rivoli gli austriaci avevano 28.000 uomini, 14.000 furono morti, feriti e prigionieri, la metà. Pochi giorni di distanza nella battaglia di Arcole altri 4.000, in totale fanno 21.000, e se noi prendiamo tutti questi soldati, li mettiamo a distanza di 1 metro, arriviamo da qua fino alla Villa Manin. E non si tratta di numeri, si tratta di esseri umani. Era un esercito principalmente in ritirata, tranne qualche contrattacco per salvare Mantova. Erano demotivati, erano dei giovani che volevano solo tornare a casa dai genitori, dalla fidanzata, dai figli piccoli. L'esercito francese in campagna era stato, diciamo per così dire, infuocato da Napoleone con l'idea di conquistare delle terre floride, ricche, ed era un esercito che all'inizio veniva addirittura chiamato l'esercito dei cenciosi. Perché? Perché molti non avevano una divisa, molti erano a combattere in borghese e alcuni anche senza scarpe. Poi man mano hanno acquisito armi e ricchezza. Non tutti i veneziani erano così accondiscendenti nei confronti di Napoleone. Esisteva una fazione che era quella degli intransigenti, non che fossero dei guerrafondai, non volevano fare la guerra né a Napoleone né all'Austria, semplicemente volevano tutelare la loro popolazione attraverso una resistenza eventualmente armata. Quindi il capo degli intransigenti, Francesco Pesaro, già 2 anni prima, nel 1704, aveva fatto una proposta accolta dal Senato di arruolare la leva di 60.000 uomini, quindi un numero adeguato. Purtroppo per una serie di sabotaggi arrivarono in 15.000 uomini, ma non si arrivò mai a 60.000, quindi di fatto la Serenissima rimase neutrale e non armata. Veniamo un attimo a quella che era la flotta veneziana, 23 galee, 11 vascelli di primo rango da 70 cannoni. Erano navi meno moderne di quelle francesi, i vascelli potevano avere 20-30 cannoni in meno rispetto alle moderne navi francesi. Però facciamo una parentesi, voi sapete la battaglia di Lissa fra austriaci e italiani, però fra gli austriaci i marinai erano veneti, veneziani, gli ordini si scambiavano in Veneto e alla fine vinsero gli austriaci. E da lì nacque il detto: uomini di ferro su navi di legno che vinsero uomini di legno su navi di ferro. Quindi questo per dire che nelle battaglie navali conta molto l'astuzia, l'esperienza dei marinai, e noi sappiamo i marinai veneziani quale esperienza avevano,
l'esperienza degli ammiragli. Gli ammiragli francesi erano appena usciti dalla rivoluzione, avevano sostituito quelli reali del re che avevano ben più esperienza. Poi successe questo, che Napoleone arrivò fino a Mestre, proprio sulla riva, però in quel momento lui non aveva una flotta, aveva dei cannoni che sparavano però 500 metri. Voi sapete che Venezia è un'isola e quindi rimanevano 3,5 km dove era sotto controllo della flotta veneziana. Ma allora voi vi siete mai domandati come sono arrivati i francesi nell'isola di Venezia? Qualcuno di voi lo sa? A nuoto? Possibile. Aerei non ce n'erano. Il comandante Aschettino con la Costa Crociere non passava di là. Allora i francesi sono entrati a Venezia con le navi prestate dai veneziani. Con le navi prestate dai veneziani, altrimenti difficilmente ci sarebbero arrivati, anche perché il direttorio molto difficilmente avrebbe mandato una flotta, perché era contrario alla conquista militare di Venezia. Napoleone, come vedete in quella stampa lì al centro, dopo varie battaglie vittoriose, arrivò fino a varcare il Tagliamento. Certamente Napoleone è un genio militare, nel senso che rivoluzionò la tecnica militare. Mentre prima era statica, cioè si basava su assedi di forti, di città, con Napoleone divenne estremamente dinamica, cioè marce forzate per anticipare il nemico e per dividerlo e per colpire dei gruppi più piccoli, non l'insieme dell'esercito nemico ma alcune parti. I tedeschi precisi si portavano dietro coi carri tutte le vivande. È chiaro che i carri rallentavano molto il progredire dell'esercito, mentre invece i francesi non avevano carri al seguito. E come mai? Perché vivevano del saccheggio, chiamiamolo fra virgolette, vivevano da quello che i contadini veronesi eccetera potevano fornire a questo mastodontico esercito. Immaginate quindi tutti i bovini sacrificati, non si trovava più pane, gli stessi veronesi erano ridotti alla fame. Però con questo metodo Napoleone riusciva appunto ad anticipare il nemico. Su Napoleone, voi saprete sicuramente anche meglio di me le sue origini toscane, poi i suoi antenati sono andati in Corsica, lui si vantava anche di essere italiano in un certo senso, no? Gli piaceva la musica italiana. Sono stati fatti addirittura degli studi genetici da una società svizzera, l'Igenea, che è andata a vedere gli aprogruppi, cioè i geni di Napoleone, studiando i capelli suoi e dei suoi discendenti. E probabilmente, qui non ci sono certezze, però i suoi antenati lontanissimi erano originari del Medio Oriente, quindi o in origine israeliana, oppure, cioè ebraica, oppure anche islamica. Ecco, questo è quello che viene fuori da questi studi. Certamente, se io dovessi, dal mio punto di vista, ecco, racchiudere in un motto la figura di Napoleone, che è molto difficile perché è una grande figura complessa, io direi che la fortuna aiuta gli audaci. Questo secondo me è quello che caratterizza di più Napoleone, ma non solo lui, anche alcuni suoi generali di valore, che erano tutti giovani. Napoleone dal 1796 aveva dai 26 ai 28 anni. E così anche i suoi generali erano tutti giovanissimi. Per esempio Massena, quando arrivò sul confine con l'Austria, a Malborghetto, stava inseguendo gli austriaci e fece un primo scontro e fu vittorioso, no? A quel punto lì avrebbe potuto, siccome aveva solo metà della sua divisione, attendere e riunirsi con tutta la divisione intera e attaccare di nuovo gli austriaci. Invece lui non ha voluto dare un tempo al nemico
secondo la sua filosofia, ha attaccato di nuovo, ha vinto. Lui non sapeva che in quel momento tutte le forze austriache dell'Arciduca d'Austria si stavano radunando per attaccarlo, quindi lui l'ha anticipato e così ha salvato l'Armée d'Italie. Napoleone si è spinto anche oltre il Friuli, è arrivato fino in Austria. Io non dico che abbia fatto degli errori, però in quel momento si trovava in una situazione estremamente critica, perché aveva chiesto rinforzi agli altri francesi, non erano arrivati, non aveva forze sufficienti per attaccare Vienna e una sconfitta in territorio austriaco avrebbe potuto vanificare tutte le vittorie precedenti. Allora cosa fece Napoleone, che non solo era un grande generale ma anche un grande diplomatico e un grande politico? Fece un atto diplomatico, mandò una lettera all'Arciduca d'Austria supplichevole per la pace e si arrivò ai preliminari di Leoben tra austriaci e francesi, che prevedevano la cessione del Veneto dagli austriaci in cambio del Belgio, che era il motivo della guerra. Il Belgio sarebbe andato ai francesi. Qui si può dire che gli austriaci si sono comportati in modo abbastanza vile, nel senso che sono stati diciamo, aiutati dai veneziani, che gli hanno permesso di attraversare il territorio e invece poi sono andati a patti così, approfittando della situazione. Il tempismo, la diplomazia di Napoleone si vede anche in quello che è successo a Verona, cioè la rivolta dei veronesi durante le Pasque veronesi, appunto era il periodo di Pasqua del 1997. Ecco. 1797. In quel momento le forze militari francesi avevano, di fronte alla rivolta dei veronesi, occupato i forti. I veronesi erano riusciti a prendere le porte della città, no? E dalle fortezze a un certo punto ricevono l'ordine di Napoleone di bombardare. Verona viene bombardata. Questo chiaramente è un atto esplicito di guerra, cioè territorio, sì, di uno Stato federale, però è esplicito, no? L'ordine era arrivato da Napoleone. Perché Venezia non ha fatto nulla? Perché non è andata ad aiutare questi veronesi, soprattutto popolani della Valpolicella, soldati della zona? Perché non l'ha fatto? Io penso il motivo principale è che i preliminari di Leoben erano sì segreti, però le spie veneziane erano micidiali e sapevano già, hanno avvertito Venezia, quindi Venezia si ritrovava non armata a fronteggiare ora l'esercito di Napoleone, che si era sganciato dagli austriaci ed era tutto rivolto verso Venezia. Quindi Venezia sapeva che se fosse andata ad aiutare i veronesi si sarebbe trovata tutto l'esercito francese in una situazione di armamento insufficiente. Lì purtroppo ci fu una certa crudeltà nei confronti di questi ribelli. 2700 soldati finirono in Francia in un campo di concentramento. I capi della rivolta veronesi andarono alle Guiane. I Giacobini, chiamiamoli Giacobini ma in realtà dovremmo chiamarli democratici veronesi, perché i Giacobini ormai a Parigi non ce n'erano più, ce n'era qualcuno all'estero, chiamiamoli democratici, quindi i democratici veronesi
avrebbero voluto decapitare 50 padri di famiglia, sono stati proprio i francesi che hanno detto no, non esagerate. E l'ideologia rivoluzionaria, democratica, veniva propagata anche nei salotti culturali, un po' come questo, in cui c'erano queste saloniere di solito, no? Che invitavano letterati, artisti, politici, militari, un po' di tutto, no? E per esempio c'era un salotto a Padova dove c'era Isabella Teotocchi, che era la saloniere, e da dire che i greci, perché lei era greca, i greci veneziani erano a favore della rivoluzione, della democrazia, e questo salotto era frequentato anche dal Foscolo, un Foscolo giovanissimo che a 17 anni ebbe una storia così con Isabella Teotocchi, che all'epoca aveva 35 anni. In questi salotti giravano anche molti massoni e arrivava la massoneria per dire che la massoneria ebbe un ruolo determinante, decisivo nella caduta della Repubblica di Venezia. Tant'è che quei simpatizzanti, diciamo, filofrancesi all'interno della nobiltà erano quasi tutti massoni. Io non ne ho trovato uno che non fosse massone. Il popolo, per così dire, era invece tutto marciano. C'erano sì a Venezia piccoli gruppi, tipo 200 persone su 140.000 abitanti, che erano rivoluzionari, democratici, però era un numero in realtà insignificante. Ebbene, lo stesso Cagliostro venne a Venezia e con chi si incontrò? Si incontrò con il capo della fazione veneziana nobile filo-francese, Francesco Battaglia. Francesco Battaglia non solo era un massone, ma era un massone di spicco, perché quando fu chiusa la sua loggia, la Fidelité, dopo un po' fu lui proprio che la riaprì. Francesco Battaglia. Ora una piccola parentesi generale, per così dire, però secondo me ci sono dei punti chiave che bisogna chiarire una volta per sempre. Insomma, la democrazia non è nata in Grecia. A scuola continuano a dire questa storiella, invece ad Atene c'era una repubblica aristocratica. La Boulè dei tempi omerici era di 600 persone, ma erano tutti guerrieri aristocratici, 600 aristocratici che possiamo paragonare al Maggior Consiglio di Venezia, ma non certo ad un tipo di governo democratico popolare. È stata l'Inghilterra del Settecento e più e prima della Francia a fare da incubatrice alla rivoluzione democratica. Ma a cosa aspiravano questi progressisti inglesi, francesi e anche quelli cosiddetti innovatori veneziani? Il mondo del futuro, cioè la società laica, liberale, democratica dell'età contemporanea. Cioè loro prevedevano quello che sarà il futuro, la modernità. Purtroppo questo, che è un sogno idealistico, sublime, no? Uguaglianza, fratellanza, che sono poi i motti della massoneria, ebbe però un grande inganno, un grande ostacolo, un inganno. Scrisse nell'Ottocento Ippolito Nievo: ho gran paura che avremo di qui a qualche anno superbamente insediata una aristocrazia del denaro che farà desiderare quella della nascita. Per cui quel potere che era concentrato nelle mani dei nobili passò in parte e più che altro formalmente al popolo, perché iniziava l'ascesa del potere economico. Già al tempo delle guerre napoleoniche i Rothschild finanziavano tanto i francesi che gli inglesi. Da allora varie banche, lobby finanziarie hanno cominciato a decidere e a comandare ovunque possibile. Ora, se vi può interessare, vorrei parlare della struttura del governo della Serenissima. Era una struttura senza vertice,
No, perché di solito al vertice c'è un re, un imperatore, una principessa, regina, quello che volete. Era un sistema a rete, avete presente internet, no? Ed è un sistema che ha dei vantaggi, perché se c'è un re, ucciso il re, finito, crolla tutto, la piramide crolla. Se è una rete, come quella dei membri del Maggior Consiglio, che erano in 600, voi potete eliminare 300 membri, ne restano altri 300. Quindi il sistema a rete, dal punto di vista politico, ha notevoli vantaggi. Nel sistema veneziano il potere sovrano apparteneva solamente al Maggior Consiglio e ai suoi membri, solo loro potevano decidere, tutti gli altri, il Consiglio dei 10, sicurezza di Stato, l'inquisitore di Stato, 3 membri, segreto di Stato, il Senato, il Minor Consiglio, potevano consigliare quello che volevano, ma la decisione spettava solo al Maggior Consiglio e alle sue votazioni. C'era una magistratura che era il Collegio dei Savi, che erano solo 16 persone, una specie di Consiglio dei Ministri, che avevano compito di controllare il Doge, che non prendesse vie troppo autoritarie, no? Purtroppo il Collegio dei Savi a un certo punto, proprio in quegli anni, 1796-97, cominciò a deviare da quello che era il suo compito, assunse un potere esagerato e riuscì ad aggirare il potere sovrano del Maggior Consiglio. Come potevano fare questo? Avevano trovato quella che era la falla di un sistema perfetto, e cioè il fatto che era competenza proprio dei Savi di portare al Senato gli argomenti da discutere. Per cui loro cosa hanno fatto? In quei 2 anni, quando si trattava di discutere di Napoleone, hanno lasciato tutto tacere, non hanno mai portato delle proposte all'attenzione del Senato, problemi che riguardassero Napoleone, per favorirlo. Altra cosa che fecero fu le cosiddette comunicate non lette, cioè delle lettere di estrema importanza che arrivavano dalle spie o dagli informatori o dai diplomatici, che invece di essere lette in Senato venivano messe in un cassetto, cioè non lette, e alcune erano estremamente importanti, come quella lettera che diceva: attenti, Napoleone vuole conquistare militarmente Verona. Conquistare Verona significava perdere tutto l'entroterra. Ebbene, quella lettera fu presa, finì in un cassetto e stop. Si dice che la storia è scritta dai vincitori, però in realtà è scritta anche dai vinti. Bisogna avere l'accortezza di cercare con attenzione le fonti, e le fonti in questo caso ci sono, perché nel 1809 il testimone oculare abate Cristoforo Tentori scrisse tutta una serie di informazioni in un libro che riguardavano proprio questi aspetti e che, se lette attentamente, fanno configurare proprio la presenza di un colpo di Stato operato dai Savi. Altri informatori erano quelli che si rifacevano inquisitori di Stato segretamente, altre fonti potevano essere quelle della parte della fazione degli intransigenti e anche i diplomatici esteri. Tutte queste fonti sono quelle a cui mi sono ispirato. Per esempio Francesco Malineri, che era ministro del re di Sardegna a Venezia, scrisse: "Li Savi, adunati in consulta nera il 27 aprile, vedendo la Repubblica a così terribile partito, determinarono, come mi si assicura, di sacrificare l'autorità della medesima alla propria salvezza e a quella dei suoi popoli." Questi personaggi Savi, tutti vestiti di nero, si riunivano in delle riunioni del tutto illegali, anticostituzionali, e c'era anche il Doge lì presente, manipolato da loro, e lì loro prendevano quelle decisioni segretamente che spettavano invece al Maggior Consiglio.
Beh, Napoleone lo conoscono tutti, se voi chiedete per strada io sfido a trovare qualcuno che non conosca Napoleone, no? Lo ghigliottiniamo. Sì. Ecco, e invece Francesco Battaglia non lo conosce nessuno, è un illustre sconosciuto, però allora mettiamo in chiaro, la Serenissima non è caduta per un'azione diretta di Napoleone, perché Napoleone non ha sparato neanche un colpo di fucile per colpire Venezia e per sottometterla. Ci fu un passaggio di governo attraverso un colpo di Stato e, diciamo, usando proprio una terminologia massonica, il grande architetto di questa manovra sotterranea è stato proprio Francesco Battaglia, che era lì presente. Si trattava di dare 1000 fucili ai francesi, c'era lui. Chi era provveditore a Verona al momento delle Pasque veronesi era lui, solo che è scappato. Era in tutti i salotti, a Venezia, dappertutto era, no? E lui ebbe un momento anche decisivo negli ultimi momenti della caduta della Repubblica. Altro personaggio decisivo per la caduta è il Doge Manin. Il Doge Manin è una figura complessa, contraddittoria, per certi aspetti patetica. Il popolino lo chiamava Signor Spavento. La sua famiglia è pure originaria della Toscana ed erano degli usurai. Nel 1300 hanno fatto i soldi con l'usura, poi si sono mescolati con i nobili friulani, hanno raggiunto in Manin una ricchezza incredibile. E il Doge Manin aveva questo concetto, no? Che l'economia è la cosa più importante, l'economia deve stare al di sopra di tutto, ma e lui perché ha, diciamo, fatto quella cosa assurda che è stata deporre se stesso, no? Proporre con una proposta al Maggior Consiglio il cambio di governo da repubblica aristocratica a municipalità provvisoria democratica. Ma perché l'ha fatto? Era manipolato dai savi, ma lo dice lui stesso, si rendeva conto di fare qualcosa che era illegale. Lui stesso ha detto al di fuori dei metodi usualmente consueti. Lui ha detto lo facciamo per salvare le vite e le proprietà. Io credo soprattutto alla sua proprietà che è riuscito a salvare. Ebbene, lui ha presentato al Maggior Consiglio ai primi di maggio 1797 la sua proposta di cambio di governo, e io quel foglio l'ho potuto toccare con le mie dita perché l'ho trovato alla biblioteca Ioppi di Udine nella sezione manoscritti ed è scritta di suo pugno. Il 1° maggio, quando in una seduta del Senato venne annunciato che questa proposta sarebbe stata fatta all'indomani, Francesco Pesaro, il leader degli intransigenti, si mise a piangere e disse: non posso fare più nulla per la mia patria. E veniamo al tremendo giorno cosiddetto, no? Il 12 maggio, quando ci fu quella che, secondo un termine secondo me abominevole, viene chiamata l'abdicazione del Maggior Consiglio. In realtà abdicazione vuol dire una scelta libera e volontaria, ma non fu assolutamente così, fu l'ultimo atto di una serie di atti illegali. Perché, come dice appunto Cristoforo Tentori, non c'era un numero legale dei votanti, non fu letto né ballottato e fu incusso grave timore ai partecipanti. In un colpo di Stato non è necessario esercitare direttamente la violenza, la minaccia è sufficiente per configurare la presenza di un colpo di Stato. Successe che c'era una notizia falsa messa in giro appositamente di 16.000 rivoltosi che stavano per attaccare il Palazzo Ducale. All'interno sentirono degli spari e si spaventarono.
ma questi spari erano gli schiavoni che salutavano Venezia per l'ultima volta per tornare a casa. Il ruolo delle fake news, no? Anche Esatto, le fake news. E il popolo era fuori del palazzo ducale, non sapeva assolutamente che cosa stava succedendo all'interno. Loro pensavano, ma adesso dichiareranno guerra ai francesi, stiamo pronti, no? Perché erano tutti marciani, erano tutti per la Repubblica. E quando seppero della notizia del colpo di, cioè videro praticamente un nobile che calpestava la toga e che aveva qui il tricolore, no? E allora a quel punto lì voi cosa pensate? Ma sì, finalmente facevano festa, no? Ci siamo liberati dei nobili che ci hanno oppressi per secoli, che ci hanno sfruttati, che non ci hanno lasciati avere nulla, ci hanno portato via tutto. E invece no, il popolo veneziano era furioso, furioso. Sono andati nei palazzi di quelli che sapevano essere i capi filofrancesi, gli hanno bruciato i palazzi. Sono andati dal sarto che faceva le uniformi ai francesi, gli hanno distrutto la sartoria. Sono andati dal tipografo che aveva l'albero della libertà in vetrina, gli hanno rotto la vetrina. Era piena rivolta, ci volle un cannone a mitraglia sul ponte di Rialto con morti e feriti, un cannone messo da Bernardino Renier, massone anche lui, e solo questo riuscì a fermare la rivolta. In più il Doge firmò un decreto in cui diceva che chiunque fosse stato trovato con le armi oppure col frutto del bottino di questi palazzi doveva essere fucilato. Quello stesso Doge che poi giurerà fedeltà agli austriaci. E arriviamo adesso al clou, diciamo, il trattato di Campoformido. Ebbene, Napoleone in quei giorni era tesissimo, perché era una decisione per lui difficilissima, perché da un lato sapeva che cedere Venezia all'Austria andava contro i voleri del direttorio, i suoi nemici personali avrebbero potuto impegnare questo e rischiava la ghigliottina. Il trattato si fece a Campoformido, c'è una diatriba, è stato fatto a Campoformido, è stato fatto a Villa Manin, è una cosa in realtà futile di fronte a quella che fu l'immane tragedia per i Veneti per tante generazioni a venire. Però io vorrei portare qui, visto che è una questione aperta, ci sono anche studiosi francesi che pensano che sia stata fatta alla Villa Manin, ma in realtà io porto un testimone che è il numero uno, perché se voi vedete la firma del trattato, chi è che ha firmato per primo? Il Marchese del Gallo, e che è stato quello che ha organizzato il tutto, che si è dato da fare, ha fatto tutto lui. Certo, prima c'erano state delle riunioni, delle anche accese discussioni. A Udine per esempio, lì Napoleone ha spaccato un vaso, altre riunioni potevano essere nella sede invece austriaca, a Villa Manin, però la firma si è fatta qui, in questa antica trattoria del trattato. E il Marchese del Gallo, che era napoletano però era diplomatico per gli Asburgo, dice: io mi sono assunto la negoziazione in qualità di mediatore tra le due parti, correndo di notte e di giorno tra Passariano e Udine per metterli d'accordo e formando da solo il trattato e tutti quegli infiniti atti che lo compongono, talché i plenipotenziari non si sono incontrati e riuniti questa sera in Campo Formio se non altro che per firmare. E qui si è fatta la riconciliazione e l'abbraccio di pace. Naturalmente col trattato di Campoformido Napoleone non è che dava all'Austria l'ancien regime, ma dava all'Austria qualcosa che era a sua immagine e somiglianza, cioè una municipalità democratica,
quello che ha dato all'Austria erano i suoi democratici veneziani, i quali ovviamente sono rimasti molto male, e primo fra tutti il bullo Ugo Foscolo, no? Il quale alla fine amaramente scriverà la sua poesia: il sacrificio della patria è consumato, tutto è perduto, e la vita, seppure ne verrà concessa, non ci resterà che per piangere le nostre sciagure e le nostre infamie. Appena saputo del trattato, i rappresentanti della municipalità, cioè Alvise Pisani, un ex Savio, e Andrea Spada, si precipitano a Milano, vanno da Napoleone e gli dicono noi siamo contrari all'Austria, siamo pronti a fargli guerra. E Napoleone si mette a dire: ma questa è un'ipotesi risibile, gli dice, no? E Andrea Spada: ma no, noi abbiamo votato, c'è un voto ufficiale in cui diciamo che siamo contrari. E Napoleone dice: quel voto lì non vale niente. A quel punto Andrea Spada lo guarda negli occhi e gli dice: ah sì, visto come sono andate le cose con la democrazia francese, io sono sicuro che se adesso noi facciamo votare i veneziani, in modo unanime tutti vorranno tornare alla Veneta Repubblica. E con questo vi ringrazio per l'attenzione. Chantal, Francesca è meglio. Faccio arriva. Ok, bene, allora intanto così, no, allora intanto secondo me grazie, perché abbiamo così ricostruito, che magari noi siamo abituati ma non tutti conoscono comunque tutte le vicende che hanno portato al trattato, e quindi è stata una buona ricostruzione. E adesso Francesca Meneghin, presidente degli Amici del Trattato, dirà due parole, poi possiamo parlare tutti. Io dico solo che la presentazione di questo libro è stata molto professionale, molto studiata, molto approfondita, e ne sono molto felice. Siamo onorati di avere una persona così che ci racconta, che ha fatto un libro splendido e che vi invito tutti a guardare. In quanto associazione intendiamo continuare a avere questi... Per favore lei. Intendiamo tenuto da parte. continuare di avere questi incontri, vi ringraziamo e speriamo insomma una prossima volta che sia molto prossima. Sorridi? No. Chantal, vuoi finire 2 minuti con la storia della casa? Beh no, adesso facciamo un po' di domande, se qualcuno ha qualche domanda. Allora, posso chiedere, in quel particolare per cui le navi sono state prestate dai veneziani? Sì, è un storico. Sì, no, ci credo, ma come è successo? Quale Perché parte non c'era un'altra maniera, Sì, non c'era altra maniera, ma come mai i veneziani hanno... perché hanno ricevuto questi ordini, come gli Schiavoni hanno ricevuto ordine di abbandonare Venezia, anche quello è un ordine assurdo, come i forti che difendevano Venezia sono stati smantellati, non erano più difesi. Sono tutte cose assurde che però hanno una logica se noi capiamo che dietro c'era un colpo di Stato che stava architettando le cose e che quindi doveva fare questi salti mortali per raggiungere quello che era l'obiettivo. Però era dentro la società veneziana, ma nel senso che c'era un piccolo gruppo, perché in realtà era molto piccolo, di nobili, perché in realtà poi il popolo, tranne qualche uomo che non aveva in realtà un peso, no? Tutto è stato fatto proprio dai nobili che hanno favorito l'andamento delle cose in questo senso, ma era un piccolo gruppo, magari anche appartenenti a famiglie influenti.
però tutta la maggioranza era un po' passiva, no, dei nobili, perché avevano paura di dover tirare fuori soldi per finanziare una guerra. C'era stata poco prima una guerra dispendiosa navale in Algeria, un'esperienza in cui avevano speso tanti soldi e allora erano un po' restii, avevano paura di dover finanziare una guerra, aspettavano, speravano che passasse la tempesta, no? E invece... E un altro fatto che però nella storia succede, questo battaglia che non è passato alla storia. No, io in quel libro lì che vedete, un libro con mappe, con figure, io ho cercato un'immagine sua anche per farlo conoscere, no? Un suo dipinto che in realtà esiste, cioè esisteva, nel senso che per certo nello studio di Giustina Renieri in piazza San Marco, sulle Procuratie Vecchie, c'era, poi nell'800 l'edificio è stato acquistato dalle generali, io ho chiesto alle generali, non sanno niente, ho chiesto a tutti i musei, al Museo Ferrer, non si trova, può essere che sia in qualche magazzino nobile sconosciuto veneziano, purtroppo non si trova nessuna immagine sua. È interessantissimo comunque quello che ha raccontato, la ringrazio. E anch'io volevo complimentarmi, molto bravo professor Favero. Abbiamo seguito tutti con attenzione, eravamo tutti veramente incantati. Complimenti, veramente molto molto interessanti. Sì, è una storia molto complessa e molto difficile da capire. Grazie a Renata Capria d'Aronco, perché questa iniziativa, come tutte le iniziative del Club del Libro del Corso Storico presso la Casa del Trattato, è in collaborazione anche con il club dell'UNESCO di Udine, che supporta sempre tutte le nostre iniziative, e chiaramente il libro è comunque in vendita, per cui chi vuole acquistarlo è a prezzo scontato 10 euro con un autografo dell'autore. E io approfitterei approfitterei per la domanda sulla copertina, perché questo libro, diciamo, parte dai Veneti antichi. Sì, quindi parte proprio dall'inizio, parte dal 1200 a.C., tutta la parte preistorica, e poi c'è una parte interessantissima che è il 500 in Friuli, che è una storia veramente da film. Da noi associazione. Storia incredibile, il 500 Udine. Scusa, un'iscrizione. Sì, assolutamente, come tessera sono 5 euro. Sono 5 euro di tessera, siamo proprio... Lei ritiene che comunque fosse arrivato ormai per Venezia il momento Questo è, diciamo, un luogo comune. Io vi ho letto quello che diceva Giorgio Baffo ancora 50 anni prima, diciamo, non era la Venezia del Medioevo, non era egemonica in tutto il Mediterraneo, gli uomini anche erano diversi. In Doge ovviamente Manin non era il Loredan della guerra di Cambrai, che nonostante Venezia avesse contro Francia, Spagna, Austria, cioè metà Europa, però a un certo punto sono riusciti con la diplomazia, insomma, sono riusciti a uscire fuori nel 1500, quindi non è più quella, però degli studiosi seri hanno dimostrato che Venezia non è caduta per motivi economici, era un paese ricco, aveva un prodotto interno lordo 4 volte Milano, cioè oggi noi pensiamo a Milano, Venezia eccetera, quella volta Venezia aveva 4 volte il prodotto interno lordo di Milano, quindi era ancora uno stato ricco, florido, la cultura era sempre superba, insomma c'era sempre una cultura di alto livello, vivace. Questo ho fatto questa domanda perché sono reduce dalla lettura di un libro di Marzio Magni. Lui fa, lo conosco, l'ho conosciuto molto bravo.
lui praticamente dice nel decennio d'oro di Venezia va dal 1499 al 1509. Ed è molto interessante. Dopodiché lui dice è finita il periodo aureo di Venezia, secondo la sua un po' per la circumnavigazione dell'Africa, quindi la concorrenza del Portogallo sulle spezie, l'affacciarsi delle grandi potenze verso le Americhe. In quel periodo c'era la Giovania inglese, no? Quando i francesi vedevano una nave inglese scappavano, non davano battaglia. Ogni periodo storico ha... Ha visto il film Master and Commander? No. Io consiglio, è una nave inglese che insegue una nave francese c'è tutta una serie di battaglie sul America. È un film di tutto, è adattato alla Giappone, però molto ben fatto. Ed è interessante, è piacevole da vedere. Sì, no, mancano anche un film sulla caduta di Venezia, sarebbe da fare, no? Per questi intrighi. Certo. Allora, Chantal è desiderata sul palco. Noi ringraziamo anche il consigliere Fain del consigliere Forte. Io sono appassionato. Sì, vabbè, comunque sì. Sei anche. Raccontiamo la storia della casa, diciamo. Sì. Allora, diciamo che voi al momento siete appunto nella Casa del Trattato, è un luogo storico sotto molti punti di vista, perché la casa ha 500 anni, la prima menzione che abbiamo è appunto di fine 500 inizio 600, è dal 1890 che è una locanda, ai tempi di Napoleone era una casa privata e è appunto il Trattato di pace di Campoformio. Pensate che noi abbiamo una piantina della casa del 1807 commissionata dall'amministrazione napoleonica per tutto uno studio di fattibilità, dove appunto si vede la suddivisione dei locali. E a parte esserci scritto la Sala della Pace, che appunto aiuta la tesi Campoformido, che è al piano di sopra, e si vede un po' la divisione degli spazi. Questa era una tipica casa friulana, era una casa di un mercante chiamato Bertrando, della famiglia del Torre, in particolare Bertrando, che dopo qualche anno diventa prima cittadino del paese. E quindi una famiglia importante, e dopo eventualmente abbiamo anche sempre allegato, diciamo, a questa piantina abbiamo anche un disegno della facciata della casa nel 1807, a 10 anni dalla firma, come probabilmente la vedeva Napoleone. Quello è molto interessante. E in realtà della struttura dei tempi napoleonici rimane poco, rimane la lapide commemorativa apposta appunto per i 10 anni dalla firma, la struttura della casa naturalmente, al piano di sopra un affresco, è un appartamento privato, quindi quando facciamo le visite guidate lo facciamo vedere, se no chiaramente è un po' difficile, e poi questa serie di 13 litografie che noi personalmente abbiamo trovato in soffitta quando siamo arrivati ormai 25 anni fa, siamo anche noi storici, 25 anni quest'anno. Però in realtà, parlando con gli anziani del paese, si ricordano di averle sempre viste, quindi si arriva già ai primi anni del Novecento. Mio padre c'ha uno uguale a quello. Sì. Aveva. In realtà, anche vedendo le storie, arriviamo circa a metà 800, e queste sono sempre state in esposizione. Queste sono delle litografie di un editore veneziano, che è l'editore Fontana, che smette di stampare intorno al 1850, quindi sono sicuramente della prima metà dell'Ottocento, verosimilmente o contemporanea a Napoleone, non lo so, non lo sapremo mai e non importa. Abbiamo appunto, sono 13, abbiamo battaglie famose, abbiamo scene di vita, scene di morte, abbiamo il feretro che arriva a Parigi. Noi scherziamo sempre, diciamo che il fantasma di Napoleone si è accanito particolarmente nell'ultima, che infatti è molto rovinata, perché appunto è la morte di Napoleone, quello gli stava sicuramente un po' più antipatica, e quindi se sono molto rovinate, forse anche perché sono ancora qua. Sì. Perché erano puntate. Erano in soffitta, noi le abbiamo trovate in soffitta, quindi alla mercé di tutti, perché quando siamo arrivati qua, questo in realtà è mia mamma testimone perché io avevo 2 anni e mezzo, questo era un localino, un baretto di paese anni 60 con gli infissi viola, non c'era nulla di tutto questo. Questo è
è mamma, che l'ha fatto negli anni, è sicuramente un lavoro d'amore e di ricerca e cerca di svolgere questa duplice funzione, sia luogo dove è possibile mangiare, bere, ma anche una specie di ibrido come un museo, non potendone fare un museo perché chiaramente ci sono dei vincoli economici non indifferenti, noi siamo una famiglia normalissima e abbiamo cercato di fare il meglio possibile per dare dignità al luogo, per fare in modo che le persone che vengono qui possano sì mangiare, ma se hanno voglia possono anche approfondire la storia e quindi per noi questo è prezioso, no?